Gentili signori e signori, convenuti presso Piazza Vittorio Emanuele, il più cordiale benvenuto a questa cerimonia. Celebriamo oggi la nascita della Repubblica Italiana, avvenuta con il referendum istituzionale del 2 e del 3 giugno 1946. Sono presenti in questa piazza il gonfalone del comune di Nuoro, un reparto di formazione in armi composto da unità dell'esercito, della Guardia Costiera, dell'Aeronautica Militare, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale. Rappresentanze dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, della Protezione Civile e della Polizia Urbana di Nuoro. Associazioni combattentistiche d'arma. Vengono resi gli onori al prefetto di Nuoro, dottoressa Alessandra Negro, che accompagnata dal comandante del PIS, generale di divisione aerea Davide Cippelletti, raggiunge il luogo della cerimonia. Picchetto, arte! Presenta arte! Onori al prefetto di Nuoro. Sarà ora celebrata la cerimonia dell'alza bandiera. Picchetto, arte! Presenta arte! Alza bandiera! Saranno ora resi gli onori ai caduti di tutte le guerre con la deposizione di una corona commemorativa. Picchetto, arte! Presenta arte! Onori ai caduti!
dottoressa Alessandra Nigro darà ora lettura del messaggio augurale giunto dal Presidente della Repubblica e pronuncerà in seguito una breve allocuzione. Picchetto, atte! Cari prefetti, il referendum del 2 giugno 1946, il libero voto del popolo italiano per la Repubblica, con la partecipazione per la prima volta delle donne, coronò la lotta di liberazione dal nazifascismo, di cui quest'anno ricorre l'80° anniversario, e fu premessa della Costituzione. Quel patto tra popolo e istituzioni, fondato sui principi di libertà, democrazia e solidarietà, ispirato alla centralità della dignità umana e del lavoro, seppe realizzare, con il concorso di posizioni e culture plurali, una sintesi di valori condivisi e avviare la ricostruzione e il rilancio sociale ed economico dell'Italia. Il compito di attuare in concreto gli ideali costituzionali, di renderli vivi nella società quale costante criterio ispiratore delle scelte, è una missione mai esaurita, affidata ogni giorno, innanzitutto, alla premura di quanti, con dedizione e competenza, prestano la loro opera nelle istituzioni e nella società civile. La Costituzione affida infatti a ciascun cittadino la responsabilità di concorrere alla coesione sociale del Paese. Nei diversi ambiti di azione interviene l'impegno per assicurare effettiva pienezza dei diritti, con servizi efficienti, legalità e sicurezza. Promuovere iniziative e progettualità che favoriscano lo sviluppo delle diverse aree del Paese, ne valorizzino ricchezza culturale e ambientale, affrontino i divari territoriali e le problematiche dei grandi centri urbani come delle aree interne, sollecita lo sforzo di chi si è investito di pubbliche responsabilità. I prefetti, nelle rilevanti funzioni loro affidate a tutela dell'interesse generale, della sicurezza e della coesione sociale, sono chiamati in prima persona ad essere in ogni provincia motore dei processi di cooperazione istituzionale e qualificati artefici di dialogo e di mediazione, promuovendo in concreto i principi di imparzialità e buon andamento. La comunità nazionale vi è grata per l'equilibrata opera che, insieme ad altri attori istituzionali, svolgete prevenendo e contrastando ogni forma di criminalità e violenza, assicurando il sereno esercizio delle libertà dei cittadini. Nell'azione di sostegno agli enti locali, soprattutto nei momenti di crisi amministrativa e finanziaria, negli interventi per superare le emergenze che colpiscono i territori, nella gestione del fenomeno migratorio, nell'opera prestata in occasione delle consultazioni elettorali, la rete delle prefetture è risorsa preziosa al servizio del principio di unità del Paese e di valorizzazione delle sue autonomie istituzionali e sociali. Rinnovo ai prefetti e per il loro tramite a quanti si adoperano al servizio del bene comune sentimenti di apprezzamento e di stima, unitamente ad auguri di buon lavoro, nell'auspicio che le celebrazioni del 2 giugno siano un momento di unità e concordia intorno ai valori della Costituzione. Firmato Sergio Mattarella. Esprimo ovviamente un sentito e doveroso
ringraziamento al Presidente della Repubblica per il messaggio di apprezzamento e di augurio che ha inteso inviare a tutti i prefetti in sede. Rivolgo anche un sentitissimo ringraziamento a tutti voi che oggi siete qui presenti e avete deciso di festeggiare, celebrare insieme questa importante festa, la festa della Repubblica. La Repubblica, che ritengo non essere solo mera forma di governo, ma anche un impegno quotidiano e principio che deve ispirarci, guidarci nelle nostre scelte, nel modo in cui costruiamo le nostre comunità, il futuro dei nostri giovani, nel rispetto dei diritti di tutti e nell'esercizio dei doveri da parte di tutti i cittadini. Ed oggi per me la festa della Repubblica assume una doppia valenza ancora più importante, poiché oggi la celebro non solo come cittadina, ma per la prima volta, e in questa provincia, come prefetto. E questa è per me anche un'occasione, a poco meno di un anno dal mio insediamento, per tracciare, seppur sinteticamente, un breve bilancio della mia esperienza. Sono arrivata a Nuoro la scorsa estate, in piena emergenza incendi e crisi idrica, e quindi diciamo che questo è stato il mio impatto, il mio primo banco di prova in questo territorio. Molteplici, come molti sanno, sono stati poi gli episodi e le situazioni che mi hanno impegnata sul fronte dell'ordine e della sicurezza pubblica. Moltissime le problematiche del territorio, sotto svariati aspetti, affrontate anche in sede di molti tavoli di confronto, nonché di mediazione. Eppure, comunque, posso dire che il mio percorso fin qui è stato assolutamente positivo, perché, seppur non scevro da tante difficoltà, mi ha consentito di conoscere un territorio che, con tutte le sue peculiarità, non sempre positive, mi ha dato la possibilità di conoscere persone eccezionali, un territorio che ritengo straordinario di fatto, ma soprattutto nelle potenzialità. Mi ha dato la possibilità di relazionarmi con persone veramente di cuore, sempre disponibili, a partire, consentitemi, dai miei colleghi e da tutti i collaboratori che ho trovato in prefettura. Mi ha permesso di lavorare sempre, giorno e spesso anche la notte, con gli altri attori istituzionali del territorio e in particolare con i vertici provinciali delle forze dell'ordine e con i vigili del fuoco, con ogni componente della società civile. E quindi, diciamo, la mia gioia maggiore è che con tutti questi pezzi che costituiscono la rete di questo territorio, io ho avuto la possibilità, non sempre scontata, di lavorare in piena sinergia e con l'impegno unico di assicurare insieme il bene della collettività. In questo contesto non sono mai venuti meno, in qualsiasi circostanza, disponibilità e supporto sempre reso con grande professionalità, incondizionata dedizione e fortissimo senso di responsabilità. Oggi quindi, ancor di più, sento di dover rinnovare il mio impegno come rappresentante del governo nella provincia di Nuoro e orgogliosa di esserlo. Ancor più determinata a custodire qui, in questo territorio, i valori sanciti dalla Costituzione, quei valori a cui il Presidente della Repubblica ci ha richiamati.
Ed è con questo spirito, concludo, che vi invito a vivere questa giornata con orgoglio, soprattutto orgoglio della vostra terra, consapevolezza di quello che siete in grado di fare e di quanto altro ancora si può fare e soprattutto con speranza. Grazie. Verranno ora eseguiti 2 brani musicali a cura dell'Associazione Nazionale Alpini, rappresentata dal coro Nugo Ramada della sezione Sardegna. Il 26 gennaio 1943 è una data sacra per gli alpini. È il lunghissimo giorno in cui, dopo 10 giorni di marcia nel gelo della steppa ucraina, riuscirono a sfondare la linea nemica al ponte della ferrovia di Nikolaevka e uscire così dalla sacca in cui si erano ritrovati rinchiusi. È una battaglia di un'epica antica, rivestita di follia e di coraggio. L'ultima notte camminiamo anche noi con quei soldati, i sergenti, i capitani che ancora incitano a resistere, con chi ha perso il suo plotone ed è sbandato, con una coperta troppo leggera sulle spalle, il bastone in mano e il fucile in braccio. 100.000, forse più, in marcia nel deserto bianco, tra colpi di cannone e spari di mitragliatori russi, con in testa un pensiero soltanto: casa. La casa, l'Italia, le valli e le montagne, i paesi di campagna, le città, mamma, la moglie, la fidanzata. E allora avanti, andare avanti e non fermarsi per non diventare un'altra croce che poi i girasoli ricopriranno nell'estate russa. E alla fine, dopo l'ultimo combattimento a Nikolaevka, che oggi è un misero villaggio chiamato Livenka, ecco la meta. C'è il generale Reverberi in piedi su un cingolato tedesco a salutare gli eroici superstiti. Eroici, sì, eroici perché sono rimasti vivi. Il bollettino delle autorità russe lo conferma. Il corpo d'armata alpino deve considerarsi imbattuto in terra di Russia. Erano partiti solo in 60.000. Sono ritornati ancora meno, in 12.000. Ora, di tanto in tanto, si ode una campana che suona Din, Don, Dan, l'ultima notte. Silenzioso come
a voci bianche di un coro che si perde nel cielo, avanzava in un cammino la marcia del fantasma. No, non è il sole che illumina gli stanchi e gelidi di neve sulla terra rossa. Gli alpini vanno come angeli bianchi, e ogni passo lungo le piste sporche insanguinate, son mille croci degli alpini, cantate piano, non li disturbate. Ora dormono il sonno dei bambini. Ragazzo del 1899, mandato adolescente a impazzire nell'inferno della trincea e gettato nell'orrore di una guerra che non lasciava scampo, dove l'anima e il corpo si sgretolano sotto il peso delle bombe e del dolore. Poi costretto a emigrare per sopravvivere, a scavare altre trincee, a scavare altre tane di uomini nell'oscurità delle miniere, cercando di dare un senso alla sua esistenza in un mondo che lo aveva già tradito. E ora eccolo ritornare alla sua valle. Tornato, dice, son tornato. Ma non è più lo stesso, un uomo stanco, piegato dalla fatica, consumato dalla solitudine, con il cuore appesantito da una malinconia che nessuna parola può dire. Nei suoi luoghi di infanzia cerca disperatamente i ricordi di un tempo che non esiste più, e gli occhi di chi lo osserva non riescono a riconoscerlo, nessuno lo riconosce più, quello che era, quello che avrebbe potuto essere. Pensare che un tempo, fanciullo, lo avevano chiamato Beniamino dalla bella storia, un nome che racchiudeva speranza e sogni di un futuro radioso. Ma il destino gli aveva riservato un cammino impietoso che nessuno, tantomeno lui, poteva immaginare. Benia ca la storia di Beniamino.